Ma io penso che il mio carissimo amico Roberto Bianchini, che apprezzo molto per le sue culturine, anche per altre cose, ogni tanto gli ho perfino mandato delle mail quando mi piacevano, esortandolo a farne altre, ad essere sempre così attento e pungente, sia stato un po' incauto, come gli dicevo qualche minuto prima di cominciare, perché non ho nessuna idea di in che modo tutto ciò che apprezzo moltissimo possa entrarci con la musica. Però già sentire quello che avete detto mi ha portato a riflettere su alcune cose. Innanzitutto, io come moltissimi veneziani apprezzo tantissimo il lavoro e l'attività della compagnia di Calza, che mi pare abbia una caratteristica in qualche maniera molto veneziana, ed è quella di fare attività, fare cose serie, fare cultura ma sorridendo. E credo che questa sia un tocco che è molto legato alla tradizione, è un fare e toccare anche gli argomenti più scabrosi e nello stesso tempo più vivi, più veri, con quell'atteggiamento di saggezza barra leggerezza barra ironia barra cultura eccetera eccetera, che ritroviamo in tutti, da Baffo a tutti i più grandi autori veneziani del passato. E è bello che, secondo me è proprio bello che la compagnia di Calza, i antichi, faccia questa cosa che, come dicevi tu, non è certo la prima volta che si fanno dei libri, degli ebook, delle edizioni digitali, però mi pare molto bello che nasca proprio da questo tipo di nucleo, perché e qua penso che di essere stato chiamato come persona che ha a che fare col nuovo. Fare il nuovo non è fare tabula rasa, secondo me, o perlomeno da persone come noi che veniamo da un certo tipo di ambiente, da un certo tipo di passato, da un certo tipo di radice. Fare il nuovo è sempre stabilire una relazione, è stabilire un intervallo, ed è proprio a partire da che si può capire quanto si è andati avanti. Nel deserto non c'è senso a costruire un edificio che abbia delle caratteristiche architettoniche nuove, semplicemente perché non c'è niente intorno. Il nuovo lo si misura per confronto, e quindi è proprio bellissimo questo salto che voi fate in un'altra dimensione che non dimentica la carta e tutto ciò da cui veniamo, ma nello stesso tempo apre chissà quali prospettive, perché per esempio nella musica il fatto che si sia arrivati alla musica elettronica, adesso non ho la minima intenzione di fare una lezione, però proprio anche in questo Maderna è stato importantissimo, gli autori veneziani, Maderna e Nono, quindi ancora una volta una città che ha un passato enorme si dimostra viva e vitale, forse molto più di altre città con cui noi di solito siamo abituati ad associare l'idea di innovazione. Maderna, che è stato un pioniere importantissimo, ed è veramente un delitto che venga così poco suonato, ha lavorato sulla musica elettronica e già dal primo titolo del primo lavoro ha fatto capire che aveva intuito quali erano le caratteristiche e le possibilità. Lui, il titolo del primo lavoro è Continuum. Perché? Perché il suono elettronico ci permette qualcosa che prima era stato impossibile nella storia della musica, un suono che può durare un minuto, un'ora, un giorno, un mese, un anno. Finché io non spengo posso avere qualcosa che con la musica tradizionale non posso avere. Il fiato finisce, l'archetto finisce, oppure tra i due tasti del pianoforte, uno bianco e uno nero, c'è la distanza del cosiddetto diesis, un semitono. Con la musica elettronica io posso entrare all'interno di questa distanza in infinite frequenze sonore che sono recuperabili come con un microscopio tra queste due altezze che lo strumento precedente ci dava come obbligo. E quindi io non posso fare altro che dire che questo secondo me è un inizio di chissà che cosa si troverà, si inventerà anche nel modo di scrivere, di concepire dei libri, delle pubblicazioni che non soltanto si avvalgono del trade union, come dicevi tu, leggero, economico, veloce,
immediato, ma chissà che cosa si potrà fare. Sarebbe bello che partisse proprio da Venezia, dagli antichissimi e che però anche novissimi.